Due sorelle veneziane di 88 e 86 anni sono state trovate morte in casa. Si tratta di Livia e Gladys Naccari, due pensionate residenti in zona San Marco, vicino a Campo della Fenice, in un appartamento di Palazzo Contarini. A lanciare l'allarme sarebbe stato un operaio al lavoro sull'impalcatura di un cantiere in un palazzo adiacente, che attraverso la finestra avrebbe notato uno dei due corpi a terra e, spaventato, chiamato i vigili del fuoco, intervenuti poco dopo sul posto per aprire la porta di casa insieme a polizia e 118. Non ci sarebbero segni di effrazione o violenza, con tutta probabilità si è trattato di morte naturale per entrambe le donne. Una è stata trovata in bagno, l'altra nella sala da pranzo. I vigili del fuoco escludono fughe di gas o altre esalazioni tossiche, ma la casa sarebbe stata trovata in disordine, quindi probabilmente le anziane si sono lasciate andare. Tempo fa gestivano insieme una piccola attività commerciale a San Marco.